Innanzitutto ringrazio dell'invito il gruppo dell'Ordine e mi scuso per la mia voce un po' paperinesca perché sono raffreddato. Allora, innanzitutto, sentendo le relazioni di stamattina, mi è venuto qualche spunto per dare un significato alla mia relazione. Premetto che con il dottor Terranova ci siamo un po' divisi i compiti, per cui io farò una relazione più di, come dire, incorniciamento delle questioni teoriche, delle problematiche, della psicologia, della neuropsicologia del processo. Il dottor Terranova entrerà più nell'ambito della metodologia e eventualmente di qualche caso su cui potremo discutere. Dicevo, degli spunti di stamattina, io mi trovo subito a dover fare, se vogliamo, un triste passo indietro con la raffinatezza di stamattina, nel senso che in psicologia forense purtroppo quello che si è potuto affrontare stamattina un po' sfuma. Questo a mio avviso per una serie di ragioni che cercherò di spiegare in questo contesto. Innanzitutto quello che io voglio introdurre è la distinzione tra una situazione clinica e una situazione forense, che questo si ripercuote anche con le collaborazioni con gli altri professionisti, in primis medico-legali, e vedremo, e quello che tristemente mi trovo a dover dire in ogni convegno che ha a che fare con la psicologia forense, quello che è il convitato di pietra, ossia i costi della psicologia forense. Quindi all'interno di questa cornice cercheremo di introdurre la materia. Allora, primo aspetto, gli ambiti, neuropsicologia forense. Allora, su questo, così come facciamo nelle lezioni, a mio avviso è importante chiarificare alcuni concetti, nel senso che quando si parla di psicologia giuridica o forense, e poi vedremo le distinzioni, è importante distinguere quella che possiamo chiamare forse una psicologia giuridica soft, che vuole dire fare sostanzialmente psicologia in contesti che hanno una cornice giuridica. Dico a caso, non so, assistere un minore che è collocato in comunità. E qui potremmo aprire anche, per esempio, assistere un minore, anche neuropsicologicamente, collocato in comunità. Noi stiamo facendo qualcosa che ha effetti sostanzialmente clinici in una situazione giuridicamente definita. L'intervento è clinico, cioè produce effetti clinici. È chiaro? Quando parliamo invece di psicologia giuridica, che io dico hard, ma potremmo denominarla come vogliamo, stiamo facendo gli psicologi producendo effetti giuridici e non clinici. Cioè noi interveniamo essenzialmente con un atto di conoscenza che portiamo al giudice, il quale produce un effetto giuridico. E proprio per questo, a mio avviso, è importante sempre sottolineare che quando si fa psicologia giuridica in senso hard, chiamiamo, lo si fa in riferimento ad una norma di diritto positivo vuol dire in vigore in un dato momento, in un dato luogo geografico, che definisce l'ambito di intervento. Quindi, prima di tutto, nel presentare quella che chiamiamo psicologia giuridica o forense, a mio avviso è importante rendersi conto da professionisti che noi stiamo intervenendo non per, in qualche modo, dico banalmente, aiutare la salute del paziente, ma stiamo intervenendo per produrre un effetto che è di carattere giuridico. Chiaro? Sempre fatta questa premessa, possiamo anche in qualche modo approfondire la distinzione terminologica tra giuridica e forense. È una convenzione, ma una convenzione che ha anche un senso lessicale. Possiamo dire che una psicologia, neuropsicologia giuridica produce effetti giuridici, ma li produce fuori da un contesto conflittuale. Facciamo un esempio, qui stiamo curando anche un paio di tesi al master e questo è anche uno spunto magari per quello che potremmo affrontare dopo assieme al dottor Terranova.
Se un notaio ci chiama, per accertare che un determinato soggetto sia in uno stato di salute cognitivo tale da poter validamente concludere un atto come per esempio un testamento, noi stiamo dando un apporto che produce un effetto giuridico, cioè sarà la conclusione dell'atto che il notaio redige, ma siamo fuori da un conflitto, non siamo in un processo. Neuropsicologia forense, invece, terminologicamente la possiamo collocare all'interno di un conflitto, cioè forense, ovviamente il foro, il tribunale, è il luogo in cui si compongono i conflitti. E quindi in questo senso sarà una psicologia che produce una conoscenza psicologica idonea a risolvere un conflitto. Quindi l'effetto è sempre di carattere giuridico e non clinico, e in questo caso andrà a produrre un effetto giuridico di risoluzione di un conflitto. Questo tema introduce un'altra difficoltà, a mio avviso, che cerco sempre di sottolineare anche con i ragazzi, della distinzione fondamentale tra un agire di carattere prettamente clinico rispetto a un agire di carattere forense o giuridico, ma in particolare forense. Cioè ciò che caratterizza l'apporto psicologico nel mondo del diritto è che si agisce sempre all'interno di un conflitto attuale o potenziale, no? Dicevano i romani, il processo, la legge, cioè ne cives ad arma veniant, cioè affinché la popolazione non si meni tra sé, tra loro, ok? Quindi il clinico che si trova ad agire in un contesto forense deve ricordarsi questo, che tutto quello che ha studiato e letto nei libri, l'alleanza terapeutica, l'alleanza col mandante, l'alleanza con l'inviante, prende tutto un significato radicalmente differente. Su questo si può aprire un'altra parentesi che ci fa capire di cosa stiamo parlando. Se non erro, e qui non vedo rappresentanti dell'ordine, ma così la sapevo fino a qualche anno fa, la maggior parte delle questioni deontologiche che sorgono all'ordine sorgono relativamente a questioni di psicologia giuridica. E non è un caso, perché è un fare lo psicologo in mezzo ai conflitti, in mezzo dove la gente litiga. E quindi è facile che ci siano questioni che vadano all'attenzione dell'ordine per motivi deontologici. Per quello che ho visto io, spesso in modo infondato, ma ciò poco importa, sta di fatto che viene criticato il nostro lavoro. Ok? Quindi nell'introdurre, no, il primo aspetto che abbiamo detto ambiti della psicologia, neuropsicologia forense. Quello che è importante sottolineare al lavoro del neuropsicologo e dello psicologo nel mondo del diritto è che deve cercare sempre di muoversi avendo come riferimento il contesto giuridico, altrimenti non si capisce più, il lavoro sfuma, si sfilaccia e il contributo rischia di essere molto confuso o ancor peggio manipolato. Ok? Che cos'è il contesto giuridico? Non bisogna diventare dei giuristi, basta in quei piccoli ambiti in cui ci si capita di lavorare, basta studiare nel contesto giuridico che, come si diceva a giurisprudenza, è grosso modo definito da quelli che sono tecnicamente chiamati formanti, cioè la norma, la dottrina, cioè gli studiosi di diritto, e la giurisprudenza. Apro una parentesi, vengo chiamato per fare una perizia su un caso di interdizione, cosa è buona, dopo aver fatto magari un corso di forense, avere in studio un manuale, un commentario che mi dica che cosa intende la legge per interdizione, che cosa dice la giurisprudenza per interdizione e come la specificano gli studiosi. Perché qui c'è un tema che anche caratterizza la neuropsicologia forense, è quello del linguaggio. Cioè il linguaggio giuridico in qualche modo può anche assomigliare al linguaggio della psicologia, ma all'interno del mondo del diritto assume delle connotazioni che possono avere, come dire, degli slittamenti di significato intorno ai quali succede il patatrac.
Per esempio, mi viene in mente, quando il diritto parla di capacità di intendere e di volere, ne parla sia in sede penale all'articolo 85, 88, 89 e ne parla in sede civile sulla capacità d'agire all'articolo 428, la capacità naturale del codice civile. Bene, usa le stesse parole, capacità di intendere e di volere, ma voglio dire cose diverse, perché un conto è rendersi e cercare di capire quanto un criminale che ha compiuto un atto criminale l'ha fatto nel possesso delle capacità mentali che gli facevano capire cosa stava facendo, altro è capacità di intendere e di volere per indagare se colui che ha comprato un'automobile in un momento in cui non capiva quello che faceva possa avere ragione a chiedere l'annullamento del contratto oppure no. Cioè le parole sono le stesse, ma il contenuto che deve essere indagato nei due contesti è contenutisticamente, quindi diagnosticamente diverso. Cioè la stessa diagnosi che può avere un effetto giuridico in un contesto penale e quindi portare alla punibilità del soggetto, può non averlo, può averlo in sede civile. Stesse parole ma effetti diversi. Per questo che vi dico il contesto giuridico va studiato, abbozzato attraverso quelli che si chiamano appunto i formati del diritto, cioè la norma, la giurisprudenza e la dottrina. Ok? Metto qui altrimenti rischi di lost in translation, cioè slittamenti, perdite di significato tra il contributo scientifico che viene dato dagli psicologi e così come viene recepito dagli operatori del diritto. Malignamente, qui il nostro vecchio patriarca diceva pensar male si fa peccato ma ci s'azzecca, in molti casi queste perdite di significato sono a volte usati dai giuristi per dire questa cosa qua non la posso dire, sai che c'è, la faccio dire allo psicologo così mi entra ripulita nel processo. Io non la posso dire, chiedo una consulenza con una domanda sbagliata, l'allocco mi risponde, perfetto, il trucco è fatto. Quindi dico c'è un effetto e poi c'è la segnalazione all'ordine, come se permesso. Ok? Secondo tema. Ambiti. Allora, anche qui una, come dire, premessa, specializzazione. Oggi parliamo di neuropsicologia forense. E io mi chiedevo, come metterla? Come dire? Nel senso che può esserci una specializzazione di neuropsicologia forense pura, oppure lo psicologo che ha anche conoscenze di psicologia giuridica e forense e che ha anche conoscenze di neuropsicologia si specializza in determinati contesti forensi che comportano valutazioni di carattere prettamente neuropsicologico? Perché dico questo? Perché, e qui metto il convitato di pietra, ci sono le bollette. e quindi sotto specializzarsi, cioè se io mi vendo al mondo dei giuristi come neuropsicologo forense e basta, molto bravo, ma poi rischio che vengo chiamato una volta su 10. E allora possiamo chiamare illustri neuropsicologi, professor Sartori, il quale è neuropsicologo forense, ma è anche psicologo forense, cioè si occupa anche di casi in cui la metodologia neuropsicologica non è particolarmente rilevante, cioè se noi dobbiamo valutare un danno psichico, dopo lo apriremo, derivante da un trauma cranico, è chiaro che la metodologia neuropsicologica ci azzecca molto. Ma insomma, se dobbiamo valutare l'affidamento di un minore di 12 anni, forse c'entra meno, a meno che ci siano delle patologie. Il professor Sartori non mi risulta che dica no, guardi, questo caso non lo prendo perché io sono neuropsicologo, ma dice sì, lo prendo perché sono anche psicologo e quindi ho quella competenza sufficiente per poter fare questo lavoro. E qui mi collegavo alla riflessione fatta prima, che anche qua mi spiace dirlo. Rispetto alla bellezza, alla raffinatezza, all'approfondimento della clinica che abbiamo affrontato parlando dei trapianti, in forense si fa un salto verso la superficialità.
molto spesso è meno raffinata, per ragioni di tempi processuali, per ragioni di mandati, per ragioni di costi. E in questo senso dico che uno psicologo che abbia anche un approfondimento, come può derivare da un master, da un corso di perfezionamento, non lo so, neuropsicologia, secondo me può essere titolato a prendere in carico anche casi che potremmo etichettare come neuropsicologia forense. Rispetto alle altre discipline, cioè nel definire quelle che sono le peculiarità, viene il problema, e qui l'affronteremo, mi fa piacere, è scappato secondo me perché stavo sollevando un nervo scoperto, quello della... come faccio a togliere vabbè, insomma, la barra. Comunque sotto, qui è un complotto, perché c'è il problema della diagnosi. La parola che è scritta sotto è diagnosi. Il medico è scappato, la barra la copre, quindi possiamo dire è chiaramente un complotto. Cioè, in forense emerge... La interrompo solo, Shift F5, tiene premuto Shift e poi F5. Lei se ne assume la responsabilità. Certo. Vabbè, ma ve l'ho detto, c'è scritto diagnosi. Lasciamo che i complotti facciano il loro corso. Allora, dicevo, nei rapporti con le altre professioni, in particolare quelle mediche, nei contesti forensi si pone il problema della legittimazione a fare la diagnosi psicopatologica. E qui lo riprenderemo, mi fa piacere parlarne con lui. Peculiarità. Dove mi pare, quello che volevo accennare in questa sede è quali possono essere delle peculiarità della neuropsicologia forense, quindi all'interno della psicologia forense, quali possono essere delle peculiarità della neuropsicologia forense? Io direi che volendo schematizzare, possono essere tutti quei casi in cui lo stesso contesto giuridico descrive una situazione nella quale il tema di accertamento è quello del rapporto tra un supposto stato di malattia, lesione, disfunzionamento cerebrale e un dato funzionamento mentale. Quando questo tema è lo stesso diritto in qualche modo a focalizzarlo, allora sì che la competenza specifica dello psicologo, che è anche neuropsicologo forense, che è anche preparato in neuropsicologia forense, si presta ad una particolare utilità. Vediamo qualche caso. In primis mi viene da dire quello delle consulenze in tema di risarcimento del danno biologico psichico. Qui il discorso sarebbe molto lungo. La categoria del danno biologico psichico è essenzialmente una categoria che è nata da quelli che possiamo chiamare i formati giurisprudenziali, nel senso che la norma di diritto di riferimento, che erano l'articolo 2043 e 2059 del Codice Civile, poteva aprirsi o meno al danno biologico psichico. Il danno biologico psichico è nato da un'evoluzione giurisprudenziale che l'ha creato come categoria. Quindi il danno biologico e, per conseguenza, il danno biologico psichico è frutto del formante giurisprudenziale, cioè nel nostro ordinamento c'è perché la giurisprudenza ha interpretato le norme nel modo da legittimarne l'esistenza. Ok? Che cos'è il danno biologico psichico? È molto semplice, è la perdita della salute mentale che si suppone causalmente derivante da un comportamento che è un illecito. Incidente stradale illecito, non ho rispettato le norme stradali, andavo troppo veloce, quello che volete, tampono una persona, quella persona prende una gran zuccata, si suppone che abbia perso un tot della sua efficienza cognitiva. L'avvocato dice quella persona non è più sveglia come prima. Benissimo, in questo caso come fa a giustificare la sua pretesa? Chiama uno psicologo e in questo caso ben contento è che sia uno psicologo con preparazione neuropsicologica che accerterà, valuterà quanto il soggetto ha perso della sua preesistente salute mentale. Chiaro? Vedete che anche all'interno della stessa categoria giuridica dei danni, però, ci sono alcuni ambiti che si sposano meglio
con la modalità di accertamento neuropsicologico e altre forse meno. Mi viene fare l'esempio molto banale, per esempio nella distinzione tra un danno da lutto, cioè quando il soggetto lamenta una perdita della salute mentale che in qualche modo si traduce in un lutto non risolto per la perdita di una persona cara, rispetto a un caso di danno, cioè di danno psichico, come può derivare da un incidente stradale oppure da un incidente sul lavoro. Chiaro? In questo caso è lo stesso contesto giuridico che suggerisce la metodologia migliore. Ok? Altro caso, si parlava di notai. Qual è un altro caso dove mi sembra che un approccio di carattere neuropsicologico ben si presti ad una risoluzione di un conflitto forense? Per esempio nei casi di annullamento di testamento per incapacità a testare. Abbiamo visto prima, abbiamo fatto la distinzione tra giuridico e forense. Quindi, primo esempio, è il notaio che prima di stipulare l'atto chiama un neuropsicologo o un medico, poi vedremo le metodologie, gli dice: ma questo paziente è in grado di far testamento oppure non si rende conto di quello che fa? Noi facciamo un accertamento, gli facciamo fare delle belle prove neuropsicologiche, ci pare funzionante, quindi diciamo al notaio: ok, si può fare. Può essere però che il notaio non abbia preso questa accortezza e non abbia accertato le capacità del soggetto, e gli eredi, evidentemente gli eredi che ci hanno rimesso nell'eredità, cosa fanno? Impugnano il testamento e dicono: quel testamento non era valido perché il nonno aveva 85 anni con una demenza avanzata e quindi non si rendeva conto di cosa faceva. Attenzione che in questo caso siamo nel processo perché è stata aperta un'azione, c'è un conflitto in questo caso tra eredi e occorrerà accertare se al momento della stipula del testamento il nonno era in grado di rendersi conto di quello che faceva oppure no. In questo caso, devo dire, perché è una particolare, li ho messi tra gli ambiti in cui la competenza del neuropsicologo potrebbe essere molto utile, perché sono casi, o per età o per altri motivi, in cui vi è la possibilità che lo stato di efficienza mentale sia compromesso da ragioni di lesione, di deterioramento cerebrale. E quindi la stessa metodologia pare essere particolarmente adatta. Chiaro? Mi ricordo un caso interessantissimo, così lo butto lì, poi magari, che aveva seguito appunto il professor Sartori, in cui allora una caratteristica peculiare delle perizie che si vanno sull'annullamento del testamento è che sono evidentemente consulenze che si fanno sulle carte e non nel contatto col soggetto, il soggetto è evidentemente morto. E quindi occorre ricostruire la storia clinica in base ad una lettura ragionata delle carte. In quel caso il professor Sartori aveva argomentato in punto di validità del testamento attraverso una lettura ragionata del materiale del neuroimaging rispetto all'atto che stava stipulando. E notate qui come si complica la questione, perché non basta dire, la legge dice non era in grado di testare, di fare testamento. Attenzione, quale testamento? La domanda che sarà fatta al tecnico è: il soggetto che ha lasciato in eredità un campo, cioè un campo agricolo, è diverso dal soggetto che ha lasciato in eredità 18 partecipazioni societarie in Lussemburgo. Cioè può essere che quella capacità che sia sufficiente a dire lascio il campo a mio nipote con annessa mucca non sia sufficiente a dire lascio alla mia amante le 18 partecipazioni in società anonime in Lussemburgo e delle isole Man. In un caso la stessa diagnosi può produrre un effetto, nell'altro caso no. E lì è il conflitto. Ci saranno evidentemente le parti che produrranno documenti e spiegazioni in una prospettiva di capacità, e le altre parti che produrranno documenti e argomentazioni in una prospettiva di incapacità. Ok? Altro caso
che avevo segnato e che ho potuto collegare anche su quanto detto stamattina sono i casi, per esempio, dei provvedimenti limitativi della capacità di agire, ossia l'interdizione, l'inabilitazione e la più recente amministrazione di sostegno. Cioè casi in cui la legge prevede che in virtù di un malfunzionamento mentale del soggetto, perché quello è, si possa decidere di limitare una capacità che tutti noi abbiamo acquisito con il compimento del 18° anno di età, cioè la capacità di agire. Cosa vuole dire? Capacità di porre in essere atti giuridici validi. Se io vengo interdetto, io non posso più legittimamente comprare un motorino, affittare un appartamento, eccetera, eccetera, perché quell'atto nasce come nullo. L'interdizione, l'inabilitazione e l'amministrazione di sostegno con sfumature diverse producono questo effetto, cioè di annullare la capacità di agire del soggetto. Perché l'abbiamo messa nella capacità, nell'ambito delle peculiarità, di quelle che mi possono sembrare essere le peculiarità della neuropsicologia forense? Perché anche in questi casi le ragioni che producono questo spesse volte sono collegate a stati di malattia. Stamattina ho segnato la professoressa Mapelli che parlava, spero di aver... non c'è molto bene. 5-10. No, la professoressa Mapelli ha detto in caso di lesioni frontali dorsolaterali, spero di aver azzeccato, ci possono essere casi in cui i soggetti dissipano i beni di famiglia. Che si fa? Questo è un tipico caso di cui stiamo parlando adesso. Soggetto trapiantato che ha queste complicanze, i parenti dicono oimè, ma questo è tutte le settimane in Slovenia a giocare, siamo preoccupati, ci si attiva per poter limitare la sua capacità di agire. Diciamo che adesso con l'amministrazione di sostegno il discorso sarebbe lungo, ma può essere molto focalizzato e puntualizzato. Ma il concetto è questo, cioè lì si impedisce di porre in essere atti giuridici validi. E quale sarà qua l'argomentazione? L'argomentazione sarà quella che diceva la professoressa Mapelli, che in questo caso ci sono delle complicanze specifiche che producono quelle patologie cerebrali che si manifestano con questa sintomatologia. Impulsività anche di carattere economico. Ok? Vedete quindi che in questo caso c'è stata un'attività di tipo clinico, che era quella di cui si parlava stamattina, ma che può produrre effetti giuridici. Quando la professoressa Mapelli interviene per dire questo soggetto sa da interdire o meglio da amministrare, fa un accertamento che non è volto alla sequela clinica del trapianto, ma è volto a cambiare lo status giuridico del soggetto. Dal giorno dopo non può più compiere atti giuridici validi. Ok? Può essere che questo avvenga in stato di conflitto. E continuo, poi accelero. Si diceva grande senso di recupero dell'entusiasmo della vita, se ho capito bene, a seguito dei trapianti. E se il trapiantato dicesse ma che dorso laterale, io non ho mai capito niente per i primi 60 anni, sapete che c'è, eredi, andatevela a prendere nel piede, mo me spendo tutto. Bisogna capire se è una complicanza dovuta alla corteccia dorsolaterale o semplicemente questo ha ricostruito la propria vita e decide che non ha senso mettere i soldi sotto il tappeto, lasciarli agli eredi che gli sono pure antipatici. Va deciso, interdizione sì, interdizione no. Ok? Effetto giuridico in una situazione di conflitto. Velocemente, in questo ambito un caveat che occorre mettere, che bisogna essere attenti bisogna essere attenti al rapporto tra l'accertamento che si va a fare e la direzione del vantaggio giuridico. Ve la semplifico così, per farvi un esempio. Quando il militare era obbligatorio, tendenzialmente c'era una tendenza, scusate la ripetizione, a simulare la malattia mentale, perché io vengo chiamato e non voglio fare il militare. Quindi se io faccio un accertamento su questo, devo tenere presente che tendenzialmente con la coscrizione obbligatoria il soggetto vuole non fare il militare, quindi tendenzialmente
simula la malattia mentale. Oggi il militare è diventato una leva volontaria, è diventato anche un bel posto di lavoro, con tanto di concorsi. In questo caso noi stiamo attenti che il soggetto dissimuli la malattia mentale, perché in questo caso nello stesso luogo è capovolta la direzione giuridica dell'accertamento psicologico rispetto all'effetto che si va a produrre. Voglio evitare il militare, simulo malattia mentale. Voglio farla nonostante che sia un serial killer, dissimulo la malattia mentale. Ok? Quindi nella metodologia, caso per caso, va tenuto presente questo. L'esempio del danno. Tendenzialmente nel danno io ho un vantaggio giuridico dalla presenza di disturbi mentali e questo, per esempio, può creare un problema all'interno della metodologia neuropsicologica che in molti casi è prestazionale. Fai i compiti meglio che puoi e il soggetto ci pensa un po' e dice ma che me ne viene? E allora perché tu mi fai il cronometro, meglio faccio, meno soldi prendo? Dico ma io... Non è neanche simulazione, io ci metto tanto a farlo, dico ma ho digerito male, ho mangiato il brasato, non è neanche simulazione, è come se uno mi chiedesse corri più veloce che vuoi, meno ci metti più ti do schiaffi. Io dico beh insomma, calma. Quindi metodologicamente dico attenzione che l'accertamento non va solo tarato sullo specifico contesto giuridico, ma va anche tarato con la direzione giuridica dell'accertamento. Ok? Per esempio, dopo si parlerà, se non sbaglio, di patenti, in quel caso è palese. Tendenzialmente noi vogliamo avere la patente e quindi c'è un coordinamento tra la prestazione che vado a fare e il vantaggio giuridico che ottengo. Difficile che uno vada a fare un esame della patente facendo i compiti peggio che può. Tendenzialmente vuole avere la patente, quindi i compiti saranno fatti al meglio. Okay? Velocemente, che qui me ne sono mangiati quasi tutti, le problematiche. Allora, una parola, dico, a mio avviso, questo lo dico in generale, nella mia esperienza, la preparazione che può essere, che a me pare più utile per gli psicologi, per i medici non mi permetto, ma anche perché per ragioni storiche non è così, non è tanto una preparazione metodologica che vada a esserci, ma una preparazione di tipo giuridico, cioè approfondire minimamente, senza bisogno di diventare trabucchi, che qual è il contesto giuridico. Cioè io ritengo che in molti casi le persone con cui mi sono imbattuto, che magari vengono anche in supervisione da me, abbiano un'ottima preparazione di tipo clinico, siano in difficoltà nel portarla in un contesto giuridico. Cosa faccio? Lo dico, non lo dico, scrivo, non scrivo, rispondo all'avvocato, cioè, questo è quello che manca di più. Quindi all'interno di problematiche direi più gli aspetti di tipo giuridico, quindi approfondimenti di tipo giuridico, che non ci stanno anche ovviamente quelli metodologici clinici, ma quello mi sembra più deficitario. L'altro aspetto, e qui ti do poi la parola, è il rapporto con le altre professioni, in primis quelle mediche. E qui viene fuori un problema che ve lo inquadro così e poi lo vedremo. Allora, a mio avviso, nella maggior parte dei contesti di valutazione giuridico-forense, il tema ruota intorno alla diagnosi. E quindi, in questo senso, l'oggetto di accertamento scientifico, il tema di accertamento scientifico che il giudice o gli avvocati demandano all'esperto, è un tema che ha inevitabili zone di sovrapposizione professionale tra la categoria degli psicologi e dei medici. Ciò posto, io a questo punto rimando alla riflessione quale sia la soluzione, nel senso che in molti casi viene contestato il diritto degli psicologi di fare diagnosi. Ma non lo dico nel senso che l'ho letto nelle sentenze, Nell'ambito del danno io ho letto e sentito dire il medico fa diagnosi di malattia, lo psicologo fa diagnosi di disagio. E voglio dire, che è disagio? Anche quando non trovo parcheggio, io ho un senso di disagio pazzesco. Cosa facciamo? Quello. Quindi diteci che cos'è, perché, e questo bisogna chiarirlo, perché se lo psicologo non può fare diagnosi psicopatologica, a mio avviso tutta la parte forense giuridica scompare e per coscienza io rinuncerò ad arricchirmi col corso a contratto dell'Università di Padova perché non serve assolutamente
A niente, perché nel 90% dei casi di contesti giuridici e forensi tutto ruota intorno alla diagnosi psicopatologica, come dire, declinata, specificata, raffinata nei contenuti sintomatologici. L'abbiamo visto fin qua. Se io devo essere interdetto e la norma giuridica 404 dice incapacità di provvedere ai propri interessi, il giudice vuole sapere se io innanzitutto sto bene o male e se all'interno del mio star male, il mio star male produce quell'effetto di non essere in grado di provvedere ai miei interessi, per cui il famoso litro di latte credo che costi $50.000, credo che Roma sia la capitale della Tanzania, eccetera, eccetera. Okay? Quindi il problema della diagnosi è un problema centrale e lo metto sul tavolo perché è un problema da risolvere, nel senso che qui, come dire, c'è un casino, non si capisce più niente, si può fare, non si può fare, come ci colleghiamo con i medici o meno. Mi limito a citare una Cassazione per mettere in fila le norme di diritto che dice, con riferimento alla censura A, del primo motivo, nessuna norma impone di riservare a medici piuttosto che a psicologi le consulenze tecniche riguardi a disturbi psicologici. Questo dice la Cassazione. Quindi qui abbiamo un terreno di sovrapposizione, bisogna a mio avviso mettersi d'accordo sul da farsi. Ma perché dico questo? Non è mica perché non ci piace lavorare con medici legali con cui io mi trovo quasi sempre benissimo, ma perché in un contesto conflittuale questo tema viene fuori. Perché io produco da consulente tecnico di parte una consulenza in cui dico guardate l'imputato a mio avviso è schizofrenico e quindi non va, e il PM mi risponde ma lei è psicologo, non può fare diagnosi. E allora ditemelo prima, ok? Quindi è un problema che va discusso e secondo me anche affrontato e risolto a livello di ordine. Chiudo su una cosa velocissima, ma qui c'entra anche la metodologia. Per esempio, nel rapporto con i medici legali, ma qui avremo modo di... io mi sono ritrovato spesso a fare delle consulenze nell'ambito del danno che andavano a completamento del lavoro fatto dal medico legale, cioè il medico legale che riceve una consulenza dal giudice, dimmi se il soggetto che è stato folgorato lavorando come sta, se ha subito un danno. Il medico legale fa l'accertamento, in alcuni casi lo fa con lo psicologo e quindi si completa anche l'aspetto psicologico, in altri casi non lo fa e cosa succede? Che l'avvocato mi chiama e dice dov'è qua il danno psichico? E dico io non lo trovo. Scriviamo che tutto quello che ha scritto il medico legale è corretto, ma noi aggiungiamo quello che non c'era scritto, cioè che il soggetto è portatore di un disturbo post-traumatico da stress. Ok, vi ringrazio, scusate se ho sforato. Grazie. Insomma,